L'ANPI, sezione intercomunale di Sora, Isola Liri, Arpino, Castelliri, Valle di Comino, ha organizzato all'interno del chiostro del Palazzo Comunale di Sora il convegno dal titolo La modernità delle madri costituenti, con la partecipazione della professoressa Fiorenza Taricone, prorettrice dell'Università di Cassino e del Lazio Meridionale, ordinaria di pensiero politico e questione femminile e socia dell'Associazione Toponomastica Femminile, che ha relazionato sul ruolo centrale delle donne all'interno dell'Assemblea Costituente. Sì, noi non parliamo di un passato oggi, ci ricolleghiamo al passato, ma parliamo di 21 donne talmente visionarie da immaginare e anche aver costruito, disegnato quella che è la nostra Repubblica. Quindi sicuramente l'eredità è culturale, è politica, ma è anche un grande insegnamento per i giovani e le giovani, perché tutte vengono da un passato, bene o male, diciamo, di lotta, sono tutte diverse fra di loro, per età, provenienza geografica, formazione, eccetera, ma sono state bravissime nell'attuare la trasversalità, e cioè nel capire che quello era il momento e l'occasione per costruire una Repubblica che avesse anche una fisionomia di donna. La modernità è il loro tratto, loro sono state anticipatrici di tematiche, addirittura di tematiche ambientaliste, hanno visto, diciamo, la fine, la possibilità di finalmente far tramontare un sistema patriarcale oppressivo nei confronti delle donne, ma in vista del miglioramento di tutta la società, e quindi l'ottica non era solo strettamente di genere, il loro è stato un contributo latamente e ampiamente democratico e politico, quindi non vanno interpretate solo come le paladine del loro genere. E poi insomma c'è questa data memorabile che è l'ingresso ufficiale delle donne nelle istituzioni, visto che dal 1861 lo chiedevano, diciamo che è una data memorabile. Al tavolo dei relatori per i saluti istituzionali, gli organizzatori dell'evento Stefano Spalvieri e Giuseppe Di Pede, con il consigliere regionale Loreto Marcelli, il vice sindaco di Sora Maria Paola Gemmiti e l'assessore alla cultura Salvatore Lombardi. E Sora torna ad essere protagonista del dibattito politico e culturale, riscopriamo oggi il pensiero moderno, come dice già il titolo dell'evento, delle madri costituenti, riscopriamo non solo appunto un pensiero politico importante di chi ha scritto la nostra carta dei diritti più importante, appunto la Costituzione, e mi permetto anche di dire, abbiamo già ricevuto i complimenti della professoressa Taricone, di riscoprire anche i luoghi della nostra città. In questo chiostro si erano già fatte delle manifestazioni in passato, ma era un po' di tempo che veniva, diciamo così, trascurato, invece adesso lo stiamo rivalorizzando. E invito tutti nei prossimi giorni a visitare la mostra che parla appunto delle madri costituenti, che lasceremo per un po' di tempo qui al chiostro. La data del 25 giugno per lo svolgimento del convegno non è stata scelta a caso. La data è perché il giorno del 25 di giugno 1946 sono iniziati i lavori dell'Assemblea Costituente per la compilazione della Costituzione. Quindi non il 2 giugno, quelli della votazione delle elezioni, anche del referendum istituzionale, ma esattamente proprio i lavori materiali per la compilazione della Costituzione italiana. Abbiamo scelto di fare questo convegno qui a Sora, a parte su spinta degli iscritti di Sora, dei compagni, perché Sora, come in molti paesi, in molte città, ci sono pochissime strade dedicate alle donne, e poi anche per fare un ragionamento sulle 21 madri costituenti che sono troppo spesso dimenticate, invece hanno avuto un ruolo importantissimo nella compilazione della Costituzione italiana. Per l'occasione è stata allestita una speciale mostra fotografica sulle madri costituenti, realizzata dall'Associazione Toponomastica Femminile e finanziata con il contributo della Regione Lazio, portata dalla professoressa Taricone, per promuovere sempre più l'intitolazione di luoghi, strade, piazze e monumenti alle tante donne che hanno lavorato concretamente per il proprio paese. Noi nella vita quotidiana ripetiamo, diciamo, gli stessi gesti e magari attraversiamo gli stessi luoghi
o non pensiamo diciamo, al fatto che i monumenti, le vie, i vicoli, le piazze, le statue eccetera riflettano una storia, come si dice in gergo, monosessuata, e cioè è un omaggio solo alla storia degli uomini, che invece hanno avuto accanto sempre dall'antichità donne assolutamente degne di memoria, e questa cancellazione per me non è degna di una Repubblica democratica.